L'ultima cena. Mancava solo un giorno e Gesù e i suoi apostoli non sapevano ancora arevano a mangiare. Sorbillo, Giuseppone a mare, da Michele. La scelta era ampia, ma nessuno si era preoccupato e prenotò a nessuna parte. Gesù allora, arrivato il sabato, chiese a San Paolo, o protettore dell'ospitale, Paolo, ma rimane a mangiare. E San Paolo gli rispose, e che ne sacci, io rimane non ci sto, tengo turno i pomeriggi ospitale. Gesù Gesù, rispose Gesù. È possibile che a casa fa sempre tutto così? Ma che marosca! Allora chiamò Giovanni e Giacomo, Aldo ai tempi non faceva parte ancora dello storico trio, e gli disse: Voglio facete una cosa, iate un coppa a Groupon e vedete se rimane c'è sta qualche bella offerta per Pasqua. I due apostoli pigliarono l'iPhone e si metterono a fisciare in coppa a Snapchat. Gesù Cristo e lui il telefono a mano e come al solito sovvertisse. Il giorno dopo Gesù e i suoi apostoli si presentarono in un ristorante abbastanza isolato, che stava in coppa a una montagna, un posto sperso da terra. Un cameriere si avvicinò a Gesù e gli disse: Quanti ne siete? Gesù rispose: Siamo 12 più io 13. E il cameriere disse: E ben sapevo dicere 13. E Gesù: E vabbè, volevo fare un poco bucchinare, cai? E il cameriere: Malamente! A questo punto i 13 si accomodarono e nell'attesa dell'antipasto si mangiarono tutto il pane. Gesù, da grande buchinaro che era, pigliò l'ultima fella di pane rimasta e con una delle sue solite magie fece tascire i palatelli pane cafone e 3 kg ciascuno. Arrivò il vino. 7-8 tavernelli e un cartone sorset che però Gesù Cristo si schiatta subito rinda capi morte senza far capire niente a nessuno. L'aria si fece subito molto allegra. L'unica cosa era che Gesù sentiva una puzza e domandava continuamente ai suoi apostoli: Guagliù, ma chiamanata? Poi si accorse che la puzza proveniva dai piedi dei suoi amici, che avevano cuccetti sandulille plastico per, che giustamente durante il lungo tragitto per raggiungere il ristorante sulla montagna si erano squagliate. A roba che si era sceso il secondo cartone sorsetto su Is, Gesù decise di provvedere e ha cominciato a lavare piede a tutti i compagni suoi che intanto ridevano, perché ovviamente Gesù Cristo ci faceva solletico sotto i piedi. Poi a un certo punto ha cominciato a sclerare e a cantare canzoni Nico Desideri. Uè, siente, guaglio, curro, guaglio, te mettiamo in croce in da settimana. Poi a un certo punto ha cominciato a cantare addirittura le canzoni Gigione. Padre Pio, Padre buono, il santo prediletto, portaci un sorsetto. Fino a quando non intervenne addirittura Barbara D'Urso che voleva un'esclusiva Gesù prima che moriva. La serata fu molto bella, ma appena arrivai a Ucund ci fu un silenzio tombale. Gesù prese il foglietto del cameriere, perché pure all'epoca i scontrini non si portavano, e disse: Guagliù, su 150 euro a cranio. Gli apostoli si pietrificarono, soprattutto San Pietro. Ma poi Gesù disse: Guagliù, stiamo pazziando, satta pavata! E tutto quanto, malamente! Comunque la notizia che Gesù era pavato tutto così senza capire più niente. Pareva che era segnato un'apola, gente che si abbracciava, gente che si menava a bascia, gente che si menava a mare, nonostante fossero in montagna. Addirittura Giuda piglia Gesù Cristo in braccio e lo retto quasi mocca. Fu un evento memorabile. Questo è il motivo per cui noi cristiani a Pasqua festeggiamo. Almeno credo.